cordiale saluto, gentili amiche e amici all'ascolto. Puntata numero 15 di Guarda che Stella, terza stagione. Una puntata dedicata al maltempo, flagellato anche il comune di Rivignano Teor, ma non solo. Parleremo di divertimento e di un importante avvenimento, ci scusiamo per il gioco di parole, che si compirà proprio questa settimana. Allacciate le cinture, si parte, let's go! Il maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia non ha risparmiato neppure il territorio comunale di Rivignano Teor. Sabato eravamo presenti con le nostre telecamere in tour con la protezione civile. Dal servizio di Telepordenone vediamo quello che è successo, soprattutto le parole del commissario Mario Anzil. Situazione critica ma sotto controllo per quanto riguarda il maltempo nel comune di Rivignano Teore, come ci conferma il commissario Mario Anzil. Noi viviamo sull'acqua, siamo una zona di risorgire, quindi siamo abituati anche alle alluvioni. Devo dire che questa è significativa rispetto a quelle avvenute negli ultimi anni, quindi una piena abbastanza importante. Tuttavia il taglio e lo stella sono usciti prevalentemente in zone non abitate e quindi per ora i disagi alle abitazioni sono limitati alle alluvioni, all'allagamento di alcune cantine che comunque i volontari della protezione civile hanno praticamente subito provveduto a svuotare. Ora si aspetta l'ondata di piena, speriamo di no, comunque l'ondata di piena più che altro del fiume Taglio, no? Quello che preoccupa. Ma sì, abbiamo visto che nelle ultime ore la situazione è stazionaria, molto alta ma stazionaria. Adesso cerchiamo di capire se anche in base all'evoluzione del tempo sono previste ancora piogge, quindi stanotte continueremo a monitorare la situazione per capire se si alza ancora, allora la situazione può essere davvero di emergenza. Ecco, sono 30 le squadre impegnate sul territorio. Sì, sono una trentina i volontari del gruppo di Rivignano Teor che da ieri pomeriggio sono ininterrottamente sul territorio a controllare e a operare. 72 ore dopo. Com'è la situazione? Le parole del commissario Mario Anzil. Ma sì, passata fino a un certo punto perché siamo ancora in pieno maltempo, piove ancora di continuo e quindi è un periodo di pioggia molto intenso. Da anni non si assisteva in effetti a una situazione climatica come questa che ha portato anche qui da noi, come in tutta la regione e anche in tutta Italia, a dei notevoli problemi di allagamenti. Il fiume Taglio e il fiume Stella sono esondati, per fortuna però da noi questi fiumi hanno pochissimi argini e sono destinati ad esondare in delle zone che sono i boschi alluvionali che costituiscono una sorta di, se si può definire così, cassa di espansione naturale, come avveniva poi anche una volta. Il fiume esonda, ma non dove ci sono le abitazioni, quindi nella campagna e nei boschi prevalentemente. Certo, anche qualche cantina è stata soggetta a infiltrazioni perché la falda si è alzata molto, noi qui siamo in zona di risorgire, siamo praticamente sull'acqua e quindi la falda si è alzata e ha invaso delle cantine. Ecco, quello che conta, mi permetta di sottolineare questo, gli interventi fatti in passato si stanno vedendo, ecco, questa è la cosa importante. Sì, sono interventi fatti nel rispetto della natura, non ci sono cioè degli argini che hanno incanalato i fiumi, ma sono stati fatti degli interventi che hanno mantenuto quello che è l'assetto naturale e quindi questo permette di ridurre al minimo i disagi anche in casi come questi in cui l'alluvione è effettivamente molto sostanziosa. Dicevo, solo qualche cantina allagata, ma non dal fiume ma dalle infiltrazioni dalla falda alzata, e i volontari della protezione civile da giorno e notte sono sempre al lavoro per svuotare queste cantine che poi spesso si tornano a riempire perché appunto finché la falda non si riabbassa il problema permane. Alla luce, diciamo così, allo stato della situazione, queste ondate di maltempo dimostrano ancora una volta che gli interventi bisogna farli, e voi avete la fortuna che, essendo un comune unico, per 3 anni non avrete il vincolo o la mannaia, come si dice, il patto di stabilità, vi dà un'ulteriore spinta per poter sistemare le opere idrauliche, no? Certo, noi abbiamo questa possibilità, questa appunto del nuovo comune che quindi ha risorse e anche la possibilità di spenderle, e ci sono tante opere in progetto. Una parte a giorni, doveva partire ieri ma è stata rinviata, ed è quella dell'innalzamento, dell'allargamento della strada che collega Rivignano
Rivignano Conaris, che è sempre soggetta ad allagamento, e quindi questa partirà a giorni. E poi il Comune Unico ha dimostrato anche in questa emergenza, può contare su una squadra di protezione civile ancora più numerosa, fatta da tantissimi volontari che dedicano gratuitamente, è importante dirlo perché magari non tutti lo sanno, dedicano gratuitamente il loro tempo agli altri, e quindi mi sento ancora una volta, dopo averli visti in questi giorni e in queste notti al lavoro costantemente e col piacere di fare qualcosa per gli altri, mi sento davvero di fare un elogio a tutti questi nostri volontari che in maniera davvero egregia, ben coordinata e efficiente dedicano il proprio tempo alla sicurezza degli altri. Il 2014 porta nel comune di Rivignano Teor un lieto evento, l'ennesimo, e che ce ne fossero tanti, festeggiamenti di una persona che compie 100 anni. Che preparativi state mettendo in piedi per festeggiare degnamente questo centenario? Allora, si festeggia domani, quindi domani siamo il 5 di febbraio del 2014, un altro felice evento, un altro centenario, un'altra signora, si chiama Teresina Chiminazzo di Flambruzzo, e assieme ai familiari, ai parenti, agli amici e a tutta la comunità verrà festeggiato questo lietissimo avvenimento. Il comune di Rivignano e Teor dunque un ulteriore tassello per dimostrare che qui si vive bene, no? Si vive benissimo, i nostri anziani stanno bene, sono accuditi da tutta la comunità, e infatti domenica la comunità di Flambruzzo, ma non soltanto di Flambruzzo, la festeggerà in maniera adeguata. Grande festa, ricchi premi e cotillon. Assolutamente sì, con grande felicità nonostante un po' il tempo così capriccioso. Più romantico dove festeggiare San Valentino. Calice degli innamorati con benvenuto dalla cucina, budino ai crostacei con crema di topinambur e cialda al sesamo, velutata dell'Adriatico, trofie con gamberoni, pomodorini e zucchine, sorbetto al mandarino, filetto di orata in bauletto croccante con macedonia di verdure, soufflé al cioccolato nero con cuore rosso al lampone. Il Morarat offre un menù veramente doc ed eccezionale per amanti e non, un San Valentino tutto da vivere, come ci conferma Gennaro, il titolare del Morarat. L'altra volta abbiamo soltanto assaggiato, tecnicamente parlando, quello che sarà il menù relativo al programma di San Valentino, però sappiamo che Gennaro ci ha chiamato perché ci sono ulteriori novità. Abbiamo preparato il menù di San Valentino, come abbiamo detto l'altra volta, questo penso che sia un posto romanticissimo, un posto ideale per poter trascorrere la serata di San Valentino. Abbiamo preparato il menù, vi do solo un piccolo accenno di menù. Un assaggio, esatto. L'antipastino, prepareremo un budino ai crostacei, servito con salsina al topinambur e un croccante al sesamo. E allora io qui voglio sottolineare questo, è più un 4-3-3 all'olandese o un 5-3-2 all'italiano? Fritto misto? A me piace il 4-3-3. Ti piace più un gioco, un calcio, diciamo così, una cena totale? Esattamente, mi piace avere una buona difesa ma anche un discreto attacco. Dunque è un centrocampo che aggredisce, diciamo così, le punte si muovono e soprattutto il fuorigioco sistematico. Esattamente. E soprattutto alla fine il cliente è contento. L'importante è quello, l'importante è sempre quello, che il cliente sia contento. E soprattutto non serve la moviola. No. Magari la moviola si può rallentire. Esattamente, sì. Dunque non resta che dire ai nostri telespettatori, armatevi, anzi armatevi e partite non mi piace. Onestamente armatevi e partite non mi piace, perché ricorda qualcosa di passato. Forchettatevi e partite, perché al Morarat si sta bene. Grazie. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.